buongiorno e bentornati con l'appuntamento di A Voi la Linea. A una settimana dalla rielezione, oggi il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha presentato la nuova giunta, in squadra 4 riconferme, 4 volti nuovi. Assessori già operativi da domani. Vediamo. 4 volti nuovi e 4 riconferme per la nuova giunta di Pordenone presentata oggi dal sindaco Alessandro Ciriani. Il sindaco ha tenuto per sé le politiche per il personale e quelle di attuazione per il piano nazionale di ripresa e resilienza. 2 gli assessori per Fratelli d'Italia, entrambi riconfermati. Ad Emanuele Loperfido, che sarà anche vice sindaco, andranno finanze, bilancio e tributi, il commercio, le politiche per la sicurezza e la protezione civile. A Walter De Bortoli lo sport, le farmacie, i servizi demografici e la semplificazione amministrativa. New entry in casa Forza Italia per Andrea Cabibo, già presidente del Consiglio, avrà i servizi tecnici, i lavori pubblici, l'edilizia pubblica e il patrimonio. Riconfermata per Forza Italia anche Guglielmina Cucci, che avrà l'importante referato delle politiche sociali, i rapporti con l'azienda sanitaria e le pari opportunità. New entry per Samantha Miot della Lega, che avrà le attività produttive, di sviluppo economico, il turismo e gli affari generali e istituzionali. Per quanto riguarda Pordenone cambia, la lista del sindaco, confermatissima Cristina Mirante con urbanistica, viabilità e rigenerazione urbana, a cui si aggiungono 2 volti nuovi, Alberto Parigi, che avrà cultura e istruzione, e Monica Cairoli con ambiente, verde ed ecologia. È una giunta che abbiamo dovuto anche necessariamente chiudere in tempi rapidi, perché moltissime sono le sfide, i progetti e i finanziamenti che devono essere messi a frutto nelle prossime settimane. Tant'è vero che già domani sarà convocata ufficialmente la prima giunta, giovedì la seconda, quella formale, ma io intendo convocarla molto spesso perché sarà un lavoro da cabina di regia. Tutti i progetti, tutti i finanziamenti afferiscono più referati, quindi occorre una sorta di interdisciplinarità tra i diversi assessori. Non si lavora con compartimenti stagni, ma si lavora in squadra, in team. Il vice sindaco sarà Emanuele Loperfido, che l'accompagna da tanti anni nella vita politica e che insomma rappresenta Fratelli d'Italia, che ha ottenuto un grande risultato. Emanuele ha anche una grande esperienza, ha già seguito un assessorato particolarmente pesante, adesso viene arricchito anche dalla responsabilità di gestire il bilancio e i tributi. Bilancio che soggiace a delle regole particolarmente stringenti e che deve essere anche adattato e conformato sulla base di quelli che sono gli obiettivi che si pone l'amministrazione, perché accanto a ciò che abbiamo già accumulato, frutto di bandi europei, nazionali, ci sono anche le concertazioni con la Regione, ci sono altre 2 partite fondamentali, una è quella dei bandi nazionali e l'altra è quella dei fondi europei. Ce ne sono tantissimi di diversa natura e che devono essere ovviamente portati a casa per arricchire ulteriormente la qualità della vita di Pordenone. Qual è il messaggio ai nuovi assessori? Quello che ho detto prima, lavoro di squadra, non esiste il singolo referato, non esiste un perimetro chiuso all'interno del quale uno lavora, ma esiste in realtà una condivisione, una partecipazione, un negoziato costante con tutti. Tra le riconferme c'è Cristina Mirante, assessore all'urbanistica e alla viabilità, ruoli confermati anche per quest'anno, tra l'altro la più votata di tutte le elezioni, insomma una riconferma positiva per lei. Assolutamente sì, alle mie deleghe si è aggiunto anche qualcosa, nel senso c'è la difesa del suolo, che era una parte molto importante, molto forte da gestire, quindi sono particolarmente contenta di questa delega, oltre al coordinamento insomma di tutte le grandi opere. Siamo già pronti a lavorare, insomma, quindi sono particolarmente entusiasta anche del mio risultato elettorale e approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno avuto fiducia nei miei confronti. Nel campo della viabilità e dell'urbanistica tanti lavori sono stati fatti, alcuni sono ancora in piedi, ecco, altri 5 anni per ultimarli. Sì, decisamente ce ne sono tanti finanziamenti che sono stati garantiti grazie al lavoro fatto dai nostri uffici, insomma, e dalla giunta precedente, quindi il lavoro veramente non manca per i prossimi 5 anni. New entry in giunta per Andrea Cabibo, con gli ultimi 5 anni presidente del Consiglio Comunale, e ora il debutto da assessore. Sì, mi sento un po' come il primo giorno di scuola, perché il Presidente del Consiglio Comunale vede soltanto la punta dell'iceberg, adesso starà a me scoprire un po' tutto il lavoro che c'è sotto per la presentazione delle delibere, ma l'entusiasmo è molto e siamo pronti per partire con tutto quello che sono i progetti già in parte avviati e i nuovi che il Sindaco ci ha già detto dovremmo portare avanti con rapidità e costanza. Assessore ai lavori pubblici e al patrimonio,
quali le prime opere, le prime cose da mettere in campo? Sicuramente in questo momento la priorità sarà quella del PINQUA, cioè il Piano Nazionale della Qualità dell'Abitare. Sono già arrivati 15 milioni di euro, ne arriveranno altrettanti, 30 milioni di euro per poter rigenerare dal punto di vista appunto abitativo tutta una serie di edifici e metterli a disposizione della comunità. Grazie ad Andrea Michelus. Adesso ci colleghiamo in diretta con Isabella Gregoratto, che ha intervistato William Pezzetta, perché crescono le preoccupazioni per il 15 ottobre che si avvicina, soprattutto preoccupazione nelle realtà produttive, rischi di iniziative spontanee nelle aziende, e c'è anche la paura che appunto gli animi si scaldino ulteriormente. A te la linea, Isabella. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo davanti alla sede della CGIL di Udine, con noi il segretario regionale appunto del sindacato William Pezzetta. Parliamo del 15 ottobre, il 15 ottobre si sta avvicinando e quindi crescono le preoccupazioni che magari anche nelle aziende possano nascere delle iniziative spontanee. Vediamo quella che è la situazione attuale per quanto riguarda tamponi, Green Pass, vaccini. Sì, il 15 è alle porte, certamente c'è un clima di tensione, di preoccupazione in generale che lo si tocca con mano, che nulla ha a che vedere con la devastazione e l'attacco che ha subito sabato la nostra sede nazionale della CGIL, che quello è un attacco squadrista che ha strumentalizzato questo malcontento, è un attacco alla Costituzione sulla quale tutto il mondo civile ha reagito. Però per quanto riguarda il tema del Green Pass è chiaro che Però da lì si capisce quanto siano ormai caldi gli animi e quindi basta una scintilla per far scattare anche il peggio. Sì, si cerca di strumentalizzare in qualche maniera per magari legittimarsi, ma ovviamente non l'avranno vinta. Per quanto mi riguarda il Green Pass, gli animi certamente sono caldi, c'è tutto il tema di una contrapposizione tra vaccinati e non vaccinati che non aiuta. Non a caso noi lo abbiamo più volte sottolineato che questo è un momento di cercare la coesione e non di dividere. Stiamo facendo assemblee, siamo sui luoghi di lavoro con assemblee difficili, non facili assolutamente, ma anche qua io voglio essere chiaro, anche la posizione del sindacato. Noi già a suo tempo intanto abbiamo detto che il governo dovrebbe essere lui a prendere una decisione e la decisione per noi è una legge sui vaccini. La seconda questione sul Green Pass, abbiamo detto e sottolineato che il 15 era una data che andava in qualche maniera spalmata, diluita, che non si può approcciare in questo modo qua, e soprattutto anche il fatto che i tamponi devono essere gratuiti perché uno non può pagare per andare a lavorare. C'è un altro tema che ovviamente abbiamo sottolineato anche al prefetto che ci preoccupa, è che dalle nostre stime così a spanne ovviamente, ma penso che di andare poco lontano, almeno 60.000 persone avranno bisogno di fare tamponi nel mondo del lavoro, e chiaramente non c'è anche un sistema nel territorio, anche sanitario, in grado poi di soddisfare tutta questa richiesta qua, con delle problematicità, perché non può esserci che io non posso andare a lavorare perché non riesco a trovare dove fare il tampone. Per cui è chiaro che una situazione complessa, ma sulla quale credo occorra grande buonsenso, ragionevolezza sui temi, e come sindacato comunque noi siamo in prima linea a mostrare la faccia e assieme ai lavoratori. Anche perché appunto il 15 si diceva incombe e urgono decisioni immediate. Sì, io mi auguro, come dico, adesso vediamo anche con le associazioni imprenditoriali che si sono accorte, che erano quelle che spingevano, si sono adesso accorte che effettivamente se dopo tu hai delle assenze nel mondo del lavoro diventa difficile anche produrre e andare avanti nella produzione, per cui c'è un contraccolpo anche da questo punto di vista qua. Noi lo dicevamo già da tempo, per cui andava affrontata anche in una maniera, secondo me, se il Green Pass qualcuno l'ha studiato come uno strumento per obbligare le persone, però va fatto anche in un determinato modo, e soprattutto ovviamente non cadendo anche proprio sulle spalle delle persone, soprattutto su quelle che vi lavorano. Il 15 si avvicina, certamente la situazione nel mondo del lavoro a macchia di leopardo,
qualche fabbrica magari c'è qualche tensione in più, soprattutto è anche a livello individuale, devo dire io, che c'è, ma si sente un clima un po' su questo caldo, e teniamo conto che poi noi abbiamo un tema che dal nostro mondo produttivo è fatto l'80% di piccole e piccolissime realtà, dove anche tante volte il sindacato non arriva e dove credo che sia anche più difficile organizzare, provare a gestire i problemi dei tamponi come lo stiamo facendo nella grande industria. Ecco perché gli stessi imprenditori avranno difficoltà a fare anche i controlli, perché chi ha una piccola azienda, se non ha un'organizzazione particolare, ha delle difficoltà a tenere tutto sotto controllo. Sì, io dico anche questo, a me non piace anche la scelta di un decreto che tra l'altro ci sono alcuni punti che dovrebbero essere interpretati, anche molto sanzionatorio, quasi che sia una colpa, no? Senza che uno di fatto poi non trasgredisce nessuna norma di legge. Il fatto che i controlli poi siano a campione, secondo me si rischia anche di avere un effetto discriminatorio, perché un titolare poi può orientare anche i controlli a seconda magari no, delle situazioni che predilige, per cui mi auguro che su alcuni punti venga fatta chiarezza da qua al 15. Bene, ringraziamo il segretario regionale della CGIL William Pezzetta, restituisco la linea allo studio. Allora, grazie a Isabella Gregorato, restiamo a Udine perché al quartiere Aurora è pronto un nuovo percorso ciclopedonale, un intervento da 28.000 euro per il rifacimento della pavimentazione con tecniche in grado di coniugare il rispetto ambientale con la resistenza all'usura. Alexis Sabot. Ci troviamo a Udine tra via Marcuzzi e via Mirco per parlare della fine dei lavori della pista ciclopedonale assieme al vice sindaco Loris Michelini e la presidente di quartiere Chiara Mattellig. 28.000 euro i lavori per questa ciclopedonale. Sì, un lavoro che è partito qualche mese fa, che si è concluso ed è molto caratteristico perché va a collegare la ex Casina Mauroner, dove verranno, non dimentichiamoci, piantati parecchie centinaia di alberi perché sarà il primo bosco urbano della città, con via Mirco. Praticamente è un passaggio ciclopedonale. Ciclopedonale vuol dire che si può transitare a piedi ovviamente e anche con i cicli, quindi mobilità lenta, altro aspetto importante, soprattutto va a collegare due zone naturalistiche, perché in mezzo, come vedete, siamo in mezzo al verde che verrà implementato e quindi tutto ciò farà sì che viene riqualificato e reso più, io credo, più bello il quartiere nel suo insieme. Erano tantissimi decenni che non venivano fatti questi investimenti in questi posti. Quindi, perché prima com'era la situazione? Prima era tutto dissestato, quando avevano costruito a suo tempo queste case era rimasto tutto com'era, insomma, no? Invece adesso abbiamo messo mano a tutto il quartiere perché abbiamo asfaltato praticamente parecchie vie, quasi tutte le vie laterali che vedete, quasi tutte, una parte anche. Qui come vedete c'è anche una riqualificazione dei punti di ritrovo e poi quelle che sono sia in riferimento all'Ausoppo sia oltre, che magari qui la Presidente di quartiere, la Chiara Mattellig, sa benissimo perché tutto ciò è potuto avvenire anche perché il quartiere ci ha chiesto di intervenire. Siete soddisfatti di questo intervento? Molto, infatti ringraziamo l'amministrazione per aver mantenuto le promesse che ci sono state fatte e soprattutto per continuare a valorizzare quest'area, che è un'area verde, che hanno permesso ulteriori collegamenti, che permette alle persone di muoversi a piedi, in bicicletta e quindi speriamo che l'attenzione verso quest'area continui. Anche per una questione di sicurezza, ci sono bambini, questa è una zona che vede tanto verde ma la possibilità anche di giocare e andare in bicicletta in sicurezza. Infatti è molto bello poter vedere bambini che giocano, che corrono in sicurezza, che possono utilizzare queste aree verde che vengono migliorate sempre di più. Una promessa mantenuta, l'ha detto anche la Presidente di quartiere. Sì, veramente, sono contento che anche il quartiere sia contento e credo che veramente qua sarà un bel vivere perché poi
abbiamo altri progetti in piedi, rivedere un po' anche i giochi per esempio, che in più ci sono anche altri interventi importanti che non voglio anticipare perché so che con la Presidente ci sentiamo spesso e vogliamo veramente portare in luce quello che è un quartiere che per anni è rimasto un po' alle origini, se vogliamo, no? Qui è molto importante pensare che si vive bene anche perché c'è molto verde. E quindi il verde va riqualificato, non va lasciato fine a se stesso. Però ci vogliono anche i percorsi, ci vogliono anche quegli accorgimenti che fanno sì che uno possa adoperare i servizi che sono a disposizione, che spesso non vengono valorizzati. Recentemente abbiamo fatto l'area cani, per esempio, di sgamamento cani, più è stato fatto anche qualche altro intervento. Insomma, credo che alla fine di questa legislatura il quartiere possa dire il comune ha investito dei soldi, ecco, questo è importante. Grazie ad allora Alexis Sabot, qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci con A voi la linea. Monsignor Duilio Corgnali, arciprete di Tercento, ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di sacerdozio. Parroco di Tercento, è stato festeggiato dalla sua comunità e ha tracciato un bilancio del suo mezzo secolo di vita sacerdotale. Sono stati 50 anni straordinari come avventura, fatti, persone, luoghi incontrati più diversi, ma intensissimi, perché io ho vissuto con grande passione. Il mio sacerdozio è iniziato, diciamo, piano a Palmanova, ma ero giovanissimo e mi sono scontrato con un mondo che doveva cambiare anche nella Chiesa, ma stentava a comprendere questa necessità di cambiare. Poi dopo però sono andato a Roma e lì veramente è stato molto bello, perché ho lavorato insieme con i giovani, ho insegnato in un liceo classico e quindi c'è stato bello, proprio, ho avuto che frequentare l'università perché dovevo completare gli studi. Poi dopo col terremoto di nuovo ho cambiato tutto di nuovo. Terremoto, 8 mesi di tenda. Poi roulotte, dopo le baracche fatte su, che si sia dovuti fare da soli anche per poter stare dentro tutti noi che eravamo lì, no? E poi niente, poi lì le grandi battaglie per la ricostruzione del Friuli, il discorso su cosa serve al Friuli domani. E allora anche le grandi battaglie per l'università, le battaglie per la cultura friulana, per la lingua friulana. Sono cominciate lì e poi sono sfociate, insomma, in tantissime altre attività fatte con la vita cattolica, con il vicariato della cultura, insomma, ma grandi cose, belle. Senta, e Don Zanello? Uomo speciale. E Don Zanello, sai, noi abbiamo cominciato la vita di preti insieme a Palmanova. Abbiamo avuto delle avventure appunto insieme, tu non sai, ma quando noi eravamo, dopo anni che non andavamo in ferie, nell'80 ho detto: senti, io ho bisogno di andare un po' in ferie, se no qui saltiamo, è meglio che andiamo là, e siamo andati con la Dian 6 in Grecia. Dopo aver visitato tutti i siti archeologici, quando proprio quel mattino ho detto: senti, adesso andiamo a Olimpia, ultimo sito, fermiamo lì, voglio star fermo, godermi il mare un po', non solo le pietre, no? E quindi ci fermiamo. E proprio quel giorno invece accade un incidente, veniamo investiti da una macchina. Noi eravamo in salita, quello scendeva, è uscito dalla curva con la sua grande macchina, più grande della Rom, una specie di pick-up, ci ha dato dentro questa povera Dian 6, ci ha sbattuto fuori la sventrata e ha fracassato me. No? 2 omeri e un femore, e più scoriazioni varie, insomma.
Fortunatamente, siccome io avevo lavorato in Svizzera, avevo assunto una mentalità un po' svizzera, quindi io avevo fatto mettere le cinture nella cosa, siamo nell'80, non c'era obbligo, no, non te le facevano trovare. E ho obbligato Don Angelo a metterle, che non voleva quel mattino, mi dice Calvi io non le metto, tu le metti se no scendi, perché io obbligavo sulla mia macchina si mettono le cinture. Quello gli ha salvato la vita a lui e ha salvato la vita a me, perché sennò io sarei proprio morto. E ho fatto poi 58 giorni di ospedale, non sto qui a dire perché diventerebbe lunga, sono andato sull'orlo proprio, credevo proprio di andarmene, e ho avuto un compagno, lui, che mi ha assistito per tutto il tempo. Io ho detto vai a casa, no? Che verrà mio fratello, qualcun altro lì. No, io sono venuto insieme e insieme torno. Questo è Don Angelo? Sì, questo è Don Angelo. E il Signore ha detto, vedi, è grande il Signore. Ha dato il male a me che dice che posso sopportarlo, no? E a te ha dato la possibilità di essere misericordioso qua. Sì, lui è rimasto lì per tutto il tempo e quindi noi siamo altro che fratelli, no? Monsignor Corniali, grazie per la disponibilità e buona festa. Grazie a voi, sì. Ringraziamo Monsignor Corniali, 50 anni di sacerdozio. Grazie a Daniele Paroni, era un contributo dal Duomo di San Pietro e Paolo di Tercento. E si è conclusa a Oslavia la quarta edizione di Ribolliamo, la manifestazione che l'associazione di produttori di ribolla di Oslavia organizza ogni anno per valorizzare questo prodotto. Le novità del Ribolliamo 2021 sono sempre più incentrate sul turismo. Il nostro focus sta diventando sempre di più l'incoming, l'offerta, l'esperienza che vogliamo dare a chi viene a visitare Gorizia, ma che viene a visitare soprattutto Oslavia. Abbiamo coinvolto anche altre associazioni, abbiamo coinvolto anche altre realtà del comune di Gorizia, proprio perché l'associazione Ribolla di Oslavia non vuole più solo essere legata solamente al discorso del vino, ma vuole proprio promuovere il terroir, l'esperienza di passare 2 giorni nella nostra zona. E devo dire che stiamo lavorando nella direzione giusta, perché anche nell'ultimo anno, nonostante le pandemie e quant'altro, il numero di visite è sempre in continuo aumento. In tutte e 7 le cantine stiamo registrando delle presenze sempre maggiori, e la cosa bella è che quando vanno a visitare sia una che l'altra, la cosa più bella che ti può dire il turista è che che bello, adesso vado dal tuo vicino, dopo vado dall'altro e spendo 2 giorni a Oslavia. Questo è fantastico, vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta. C'è ancora molto da fare, ma penso che anche coinvolgendo le altre realtà che sono presenti nel comune di Gorizia diventeremo sempre più attrattivi anche per gli altri turisti. Partiamo da un presupposto, la ricchezza dell'uno e la ricchezza anche dell'altro. Questo sta accadendo a Nova Gorizia, a Gorizia, col titolo di Capitale Europea della Cultura che abbiamo vinto e ottenuto dall'Europa lo scorso 18 dicembre, ma contestualmente sta accadendo anche con i produttori della ribolla gialla di Oslavia, visto che io li ho definiti i Magnifici 7 perché grazie a loro il nostro territorio, Gorizia, ha una porta sul Collio e grazie a loro possiamo e potremo dimostrare al mondo le eccellenze enogastronomiche della nostra città e del nostro sempre territorio. Ma attenzione, perché quello che coinvolgerà Nova Gorizia e Gorizia Capitale Europea della Cultura sarà un volano importantissimo che non sarà soltanto culturale, ma sarà enogastronomico, turistico, storico, un'occasione unica per tutti, anche perché finalmente potremo mostrare al mondo tutte le eccellenze e le ricchezze che possiamo vantare nella nostra città. Durante la manifestazione è stato inaugurato il percorso delle panchine arancioni, 7 strutture che i 7 produttori che 10 anni fa hanno fondato l'associazione hanno collocato nei più bei punti storici o panoramici delle colline di Oslavia. Sono state inoltre coinvolte altre associazioni del territorio come la Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, i cui aderenti hanno partecipato alla vendemmia della ribolla gialla. È stata un'esperienza unica, a dire il vero, unica, mai provata prima. L'associazione APRO ha subito creduto a questa mia proposta di portare i non vedenti, anzi i ipovedenti, in vigna insieme durante la giornata della vendemmia della ribolla gialla.
e grazie all'associazione questo è stato potuto realizzare. Ovviamente il grappolo d'uva è stato Galeotto perché ha deciso una giornata infrasettimanale, ma ci siamo riusciti comunque. I ragazzi sono stati entusiasti, sono saliti in vigna con armi e bagagli e hanno iniziato a vendemmiare. Alcuni fra di loro erano anche alla prima esperienza, qualcosa che insomma un'emozione veramente unica. Io dico che bisogna assolutamente fare questi eventi inclusivi, cioè a fare queste esperienze inclusive insieme agli altri, insieme a persone che non hanno nessun problema di disabilità, perché porta a un'apertura a 360 gradi che dà la possibilità anche alle persone meno fortunate di poter fare un qualcosa che altrimenti non gli viene concesso, che comunque non hanno la possibilità di poterlo provare. Ribolliamo è stata anche l'occasione per un primo bilancio della vendemmia ancora in corso. Stiamo finendo di macerare, abbiamo in macerazione a raccogliere l'ultima ribolla gialla della vendemmia 2021 in corso e soprattutto per la ribolla gialla è stato un anno particolare, un anno che sembrava magari anche strano all'inizio perché è un inizio di primavera veloce, poi è arrivato il freddo, ha frenato la crescita delle uve, l'estate è molto secca e ci aspettiamo una ribolla gialla ricca e per il 21 decisamente interessante. Nel 2021 noi abbiamo finito la vendemmia un paio di giorni fa e questa ribolla sicuramente sarà un bellissimo vino se riusciremo a portarla in fondo bene in cantina. L'annata sicuramente è stata molto positiva, la natura ha fatto la sua parte, adesso cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro. Il 21 è una bella annata, una bella maturazione, è stata proprio un bei colori, un po' provata dal secco e dall'acqua, però è una bellissima ribolla. E con tutte queste notizie sulla ribolla si chiude il nostro appuntamento di A Voi la Linea. L'informazione in diretta di Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.